adesso così lo sapete anche voi per la privacy che stiamo registrando poi, perché queste lezioni sono poi fruibili da parte del comune, e quindi per renderli fruibili per le persone che non potevano partecipare, lo dobbiamo registrare. Eccolo qua. Ok, adesso dovremmo esserci. Bene, allora oggi affrontiamo appunto la seconda puntata del cosa dire, come dire le cose online senza che tornino indietro come un boomerang. Velocemente, per Manlio, io sono Elisabeth Rainer, ho un'agenzia di comunicazione insieme a Sabrina Boscolo Bariga. Noi facciamo programmi di comunicazione integrale e integrata, nel senso che guardiamo praticamente tutti gli aspetti della comunicazione, online e offline, ma partiamo sempre dal brand. Noi partiamo sempre dal marchio. Andiamo prima di tutto a indagare quali sono i punti di differenziazione, qual è la caratteristica identificativa di quel marchio, per non perderci per strada poi i valori che dobbiamo comunicare, che dobbiamo veicolare, che dobbiamo portare dall'altra parte dello schermo. Quindi noi partiamo dal brand. Il nostro tag che abbiamo sviluppato per la nostra azienda è Brands with a Heart, quindi marchi con il cuore. C'è qualcuno che ha scritto qualcosa? Ok, grazie. Manlio, volentieri, adesso ci arriviamo. Quindi Brands with a Heart, noi indaghiamo il battito del cuore, il battito che sta dietro ai marchi, quel driver, quella benzina che fa funzionare il marchio e che quindi è quella caratteristica che è unica e autentica nei marchi. Okay, e questo è per quanto riguarda noi siamo soprattutto nel settore del turismo, anche per grandi catene alberghiere a livello internazionale, ma anche per piccoli bed and breakfast. Stamattina ho tenuto un seminario per chi fa ospitalità nelle Dolomiti bellunesi, per capire come sfruttare appunto il riconoscimento della certificazione UNESCO delle Dolomiti, quindi come integrare questa opportunità nella comunicazione delle singole attività. Allora, io per fare un riassunto veloce, la volta scorsa abbiamo visto queste schede che ci fanno capire, queste sono delle statistiche che pubblicano ogni anno Hootsuite e We Are Social, quindi è un rapporto che fanno sui nostri comportamenti online, nostri a livello globale, ma anche questo qua sono dei dati italiani, social media behaviors, quindi sono andati a vedere, questo per esempio si riferisce a gennaio 2021, stiamo aspettando quello nuovo, questo si riferisce agli user tra i 16 e i 64 anni, come e cosa hanno fatto online. Giusto senza voler entrare qua nei numeri, perché abbiamo un sacco di cose da fare, potete andarvi a scaricare tutto il report, di solito sono dei volumi molto molto grossi, ma anche molto molto interessanti. Quello che è interessante di questa scheda è che hanno dichiarato l'85% ha dichiarato che hanno partecipato attivamente al dialogo online. Ok? Quindi questo dato ci dice che sta succedendo qualcosa che
ovviamente dovuto alla pandemia, ovviamente dovuto al fatto che stavamo tutti chiusi in casa, le persone hanno intensificato il dialogo online. Quindi tutto questo engagement, tutta questa partecipazione, questo confronto e scambiarsi idee è incrementato, è aumentato. Quindi chiaramente questa cosa sposta un po' tanto, appunto dovuto anche alla pandemia, abbiamo vissuto e stiamo vivendo un approccio fisico-digitale. Un approccio che è meno fisico e molto più digitale. C'è chi si è sbizzarrito e ha coniato delle parole tipo un approccio digico, un approccio figitale, digitale, figitale, cioè questa nuova, stanno nascendo, la Treccani non ha ancora dato l'ok, ma dovrà pur farlo. Questa sarà una nuova parola, stiamo aspettando quale vince, per descrivere questo approccio che è molto meno fisico e molto più digitale. Vera Gheno, la fondatrice di Parole Ostili, dopo andiamo anche a vedere che cos'è, lei ha detto: noi di fronte a questa rivoluzione siamo dei neopatentati alla guida di una Ferrari. Questo nuovo approccio di doverci confrontare tramite il mondo digitale, dialogare con queste interfaccia e cercare di mantenere comunque una una certa forma, noi veramente non siamo pronti, ci stiamo comportando come dei neopatentati alla guida di una Ferrari. Per cui si è capito, e anche questo l'abbiamo visto la volta scorsa, è nato il progetto delle parole ostili. Il progetto ha l'obiettivo di definire, perché mancava proprio la definizione, di come stanno insieme o dovrebbero stare insieme le persone online. Quindi questo progetto delle parole ostili, proprio lavorando con il linguaggio, lavorando con le parole, vuole regolamentare la nostra convivenza in rete, perché siamo appunto dei neopatentati alla guida di una Ferrari. Ok. Hanno sviluppato appunto il manifesto della comunicazione non ostile e è stato sviluppato appunto, è un decalogo di 10 regole, virtuale e reale, quindi dico e scrivo in rete solo cose che ho il coraggio di dire anche di persona, non mi nascondo, non faccio il leone di tastiera e sto dietro, no, di persona, questo è molto molto importante, è ciò che si comunica, ok? Le parole che si scelgono raccontano la persona che sono e mi rappresentano, perché se io uso, abbiamo visto la volta scorsa, il termine nero, negro o persona di colore, che anche qua mia figlia mi dice che persona di colore non si usa più perché non puoi partire da una persona, lei ha 15 anni, quindi sono temi molto molto sentiti, non è di colore rispetto a te, perché tu sei bianca e qua mi ha fatto riflettere molto, quindi questa parola, evidentemente questa espressione parola persona di colore probabilmente dovrà anche essere cancellata dal vocabolario. Quindi altra cosa, le parole sono un ponte, qua al numero 5, scelgo le parole per comprendere, farmi capire, avvicinarmi agli altri, non allontanare. Le parole hanno conseguenze, tutto ciò che succede in rete, anche soprattutto con i giovani e i più giovani,
vediamo dei fenomeni che sono veramente spaventosi. Ragazzi che si chiudono, ragazzi che non comunicano più, ragazzi che hanno paura, tutta la parte del bullismo digitale, che è un tema veramente spaventoso. E quindi questo decalogo potete andarvelo a vedere online sotto Parole ostili, è molto molto importante e ha questo obiettivo appunto per regolamentare un pochino la nostra convivenza in termini di uso dei vocaboli, la nostra convivenza online. Ok? Questo decalogo è stato poi declinato per lo sport, è stato declinato per le aziende, è stato declinato per i più giovani, eccetera, eccetera, quindi ha trovato varie applicazioni e in vari settori, perché hanno visto che probabilmente a seconda del settore, pensiamo solo allo sport, cioè è chiaro che se inizio a dire le parole sono un ponte e vedo che cosa succede in uno stadio quando hai le due tifoserie che si attaccano, cioè è chiaro che insomma lì c'è bisogno di regolamentare. Abbiamo visto che noi dobbiamo definire il nostro fan ideale, quindi capire a chi e con chi abbiamo a che fare. Noi dobbiamo parlare con chi ci segue, non a chi ci segue, ma con chi ci segue, perché per instaurare un rapporto, per instaurare una relazione con i nostri follower, dobbiamo capire chi sono, quindi siamo andati a vedere un attimo nella definizione quali parametri velocissimamente possono essere definiti, quindi demografici, psicografici e sociografici, blog, pagine, che cosa segue, i problemi, gli obiettivi, le obiezioni, l'età, sesso, lavoro, eccetera. Qui ci dà anche una possibilità, appunto Facebook e Instagram, che ci lasciano guardare dietro le quinte, quindi gli insights, possiamo andare a capire quali sono le caratteristiche appunto dei nostri follower quando sono online, per esempio, che è anche molto importante, perché questo poi determina la longevità, la vita di un nostro post. Se non c'è online nessuno, io lancio un post e nessuno clicca sopra, non c'è nessuna reazione, l'algoritmo dice questo non è un post interessante, quindi lo fa tornare indietro e piano piano lo spegne. Se invece ci sono tutti i miei follower in quel momento online e stanno lì, commentano, condividono e mi mettono reazioni sotto questo post, è chiaro che per l'algoritmo questo è un segnale, apre le maglie, apre il cerchio e lo fa vedere a più persone. Okay? Quindi io devo sapere conoscere il mio fan ideale, come ragiona, cosa fa, da dove viene, quali sono le sue aspettative, i suoi problemi, quali sono, quando è online, per appunto poi darmi supporto nella mia nell'efficacia della mia comunicazione online. Allora, fin qua questo è quello che abbiamo visto la volta scorsa. È chiaro che devo anche avere molto chiaro i valori che voglio rappresentare io con il mio brand, i valori che rappresentano il mio brand, le caratteristiche uniche e ciò che voglio condividere del mio brand, ciò che voglio che arrivi dall'altra parte. Quindi questi sono i pilastri, diciamo, della mia comunicazione, ma poi non sempre funziona, nel senso che non sempre questa comunicazione funziona in modo liscio. Ci sono i soliti troll, no? Quelle persone negative, frustrate, che non aspettano altro che un post per poter andare a giudicare, commentare, condividere commentando, puntando e mettendo un focus solo
su un certo aspetto del post senza considerare magari il contesto, senza considerare il resto della storia, puntando su una piccola particella del post e facendolo loro. Quindi lì c'è bisogno di avere quello che appunto si chiama la netiquette, che è quel corpus di regole ufficiali che riguardano appunto il comportamento che noi vogliamo ottenere da chi ci segue sulle nostre fanpage, quindi sulle nostre pagine e nei nostri gruppi. Okay. Risale al 1995 perché hanno capito immediatamente che questa era una necessità, quindi bisognava già all'epoca, quando erano in pochi, regolamentare tutto questo flusso e tutto questo scambio di dialogo. Hanno l'obiettivo appunto preciso di rendere l'esperienza del web la migliore possibile. Ok, quindi è veramente è migliorare la qualità dello scambio e dello stare insieme nel web. Una piccolissima regola, per esempio, che regola è in generale, non ha niente a che vedere con i social media, per esempio, è che si scrive nella posta elettronica, quindi nella mail, si scrive nell'oggetto, cioè dove c'è scritto sopra oggetto, si scrive di cosa si tratta, in modo da far comprendere al destinatario l'argomento del messaggio. Bisogna farlo, questo è buona educazione. Il non usare le maiuscole, perché le maiuscole sono come se io gridassi addosso alla persona, anche questo fa parte appunto della netiquette, cioè di come mi dovrei comportare in rete. Allora, vediamo, il termine deriva dalla fusione del termine network, quindi piattaforma, mezzo di rete, con cui si intende la rete, e etiquette, eccolo qua, quindi l'etichetta, con cui si intendono le buone maniere, quindi sono effettivamente le buone maniere in rete. Sono dei parametri di educazione, ma anche di molto buon senso, cioè non è che stiamo qui inventando nulla. Noi non gridiamo addosso alle persone se le abbiamo vicine e non c'è nessun motivo. L'uso delle maiuscole era necessario scrivere: non usate le maiuscole perché è come se urlaste addosso alle persone. Okay? Quindi qui è veramente molto importante capire che queste sono delle regole di buon senso che arrivano, insomma, nascono dalla quotidianità, ma che poi dovevano essere portate appunto in rete. Un altro tema che appunto è il bullismo digitale, di cui abbiamo già accennato prima. Questo è un fenomeno che insomma per chi poi ha anche figli ne sa qualcosa, è da tenere assolutamente sotto controllo. Di solito sono, ma neanche tanto, profili fake. Tra i ragazzi succede spessissimo che online iniziano ad insultarsi. A scuola da mia figlia è successo che a un certo punto erano tutti su Telonym. Telonym è un'applicazione dove i ragazzi in forma anonima possono dialogare. Questa cosa dell'anonimato ha accentuato ancora di più lo sfogo, ha accentuato ancora di più il senso di protezione che avevano appunto i ragazzi, e che quindi hanno iniziato ad utilizzare dei vocaboli e un linguaggio molto molto forte, hanno iniziato ad insultarsi finché è stato assolutamente stoppato da noi genitori, insieme ovviamente all'istituto, perché non si stavano veramente maltrattando, si stavano facendo del male. Quindi
aggressivo, offensivo e quindi andava assolutamente regolamentato, cioè i profili dei ragazzi sono stati tutti chiusi, avevano, poi sono minorenni, avevano ricevuto proprio da uno da noi genitori, ma anche dall'istituto delle segnalazioni e dei messaggi molto molto forti, ed hanno fatto un percorso proprio di educazione anche tramite parole ostili per evitare il bullismo digitale, o per fargli capire, per svegliare quella consapevolezza. Bisogna segnalare le piattaforme, bisogna immediatamente segnalare, poi la super istanza ovviamente la polizia postale, se veramente siamo di fronte a un'escalation, bloccare quei profili che non rispettano le regole, chiudere veramente con quei profili, anche perché poi soprattutto dove appunto ci sono profili che riguardano i più giovani, vanno per imitazione. Quindi se inizia uno, poi insomma, formano subito il gruppetto e iniziano a non rispettare più le regole, quindi è veramente degenera, cioè è un comportamento ed è molto molto veloce, anche perché loro spendono molto più tempo di tutti noi messi insieme eh, sulle piattaforme, sono costantemente online, quindi allora qui se voi avete no, con una T. Alessandra, con una T, dov'è? C'è stato Netiquette. Questa, brava, grazie. Adesso lo tolgo. Fantastico. Grazie, Alessandra. Bene, ci sono non cambia niente, questo è stato un refuso. Net perché appunto è network, quindi è con una T. Assolutamente sì. Grazie mille, Alessandra. Ecco qua, questo per quanto riguarda appunto il bullismo. Allora, abbiamo detto, e questo è un fenomeno, però noi qua oggi siamo appunto vogliamo scambiarci appunto le idee, chiarirci le idee sullo stare insieme, quindi sul costruire delle regole che appunto ci permettano di aumentare la qualità del nostro stare insieme in rete. Quindi le regole della netiquette noi che possiamo utilizzare noi in primis, ovviamente che dobbiamo utilizzare in primis noi, sono anche molto molto semplici se vogliamo. Per esempio, la prima è non violare il copyright. Se voi mettete una foto e poi ve la trovate pubblicate su X altri profili senza che queste persone scrivano qual è la fonte, qual è il punto da dove hanno pescato, senza mettere i credits, pensate a un fotografo, cioè questo è veramente un momento in cui la persona che sente che qualcun altro ha violato un suo diritto, perché il diritto, se io metto una foto online, la foto è pubblica ma è mia. Citare la fonte è una regola non solo di buon senso, ma anche di rispetto per il lavoro che qualcun altro ha fatto. Richiedere il permesso di condividere il materiale altrui. Quindi chiamate quelle persone, date i crediti, chiamateli e dite: posso pubblicare la tua foto? Mi interessa questa cosa? Posso? E sicuramente la persona dall'altra parte sarà un po' sorpresa, ma anche molto, secondo me, invogliata a continuare nel suo lavoro e anche ad interagire con il vostro profilo. Allora, qui ho un'altra chat.
La differenza, se volete intervenire anche a voce, tranquilli, perché io poi trascuro magari la vostra chat e perché non la vedo, non mi esce subito. Quindi la differenza tra regole etiquette e regole manifesto. Il manifesto, grazie mille Cristina, interessantissima questa domanda. Il manifesto riguarda l'uso delle parole. L'uso della terminologia, proprio delle parole, le funzioni delle parole, invece la netiquette sono delle regole dello stare insieme. Adesso qui le stiamo vedendo, l'uso delle parole, quindi il manifesto delle parole ostili, fa parte della netiquette. È una parte della netiquette, perché usare un linguaggio appropriato, usare un linguaggio rispettoso, usare le parole che sono, sapere che possono far male e sapere che se le uso e costruisco un ponte, cioè quello viene fuori dal manifesto, ma fa parte assolutamente delle regole. Non usiamo parole che sono inappropriate. Non diciamo parolacce, ma non è solo questo, cioè usiamo le parole in modo costruttivo, usiamo le parole anche se non siamo d'accordo con il post, usiamo le parole in modo appunto costruttivo. Sì, per criticare va benissimo, ma è un confronto, deve essere un confronto e una delle prime regole è: tu online lo dici perché sei online o lo diresti anche in faccia alla persona? È una delle domande. Quindi qui al punto 3, evitare di scrivere utilizzando solo le maiuscole, per esempio questa qua, perché può essere percepita come una comunicazione aggressiva. Punto numero 4, niente parolacce, bestemmie o qualsiasi termine offensivo, perché nel manifesto ci hanno spiegato che appunto le parole possono avere o hanno delle conseguenze molto molto forti anche. Non discriminare, qui al punto numero 5, né giudicare in modo offensivo altre persone. Anche qui, perché devi essere offensivo? Perché devi ridere di qualcuno che magari non sai nemmeno perché ha pubblicato un certo post, cos'è il driver dietro a quella storia? Quindi bisogna conoscere sempre tutto il contesto. Aperti al dialogo, leggere accuratamente prima di commentare, approfondire il contesto, capire e farsi delle domande, ma perché questo fa questo? Evitare qualsiasi forma di bullismo digitale, chiaramente, evitare di condividere spam, anche qua. Quando, questo è spam e fake news, quando ci sono dei post appunto spam o fake news, le persone sembra, o è stato rilevato, prendano gusto proprio a condividere queste fake news perché hanno una pilla molto molto forte su certe persone, quindi diventano virali. Queste fake news girano così tanto e Facebook ha preso assolutamente le difese, insomma, bene o male, insomma, neanche in modo sempre molto, molto veloce, tempestivo e limpido, però c'è una politica per appunto contrastare spam e fake news. Se noi ci accorgiamo che siamo di fronte a una fake news, non facciamola girare, facciamola morire, perché l'algoritmo, più noi condividiamo, più noi commentiamo, più noi diamo cuoricini o like o apprezzamenti, più l'algoritmo dice questo è interessante, perché fondamentalmente l'algoritmo si basa sulle reazioni che ha il post e quindi lo fa vivere. Okay? Quindi evitiamo
quando ci accorgiamo che lì dietro c'è qualcosa che non va, per esempio, faccio un esempio concreto, io sto lavorando per un albergo 5 stelle, facciamo la comunicazione e le PR locali a Venezia, è stato lanciato un'asta virtuale con appunto i token, non fungible token, dove le persone che insomma hanno anche i mezzi economici potevano affittare tutto l'albergo la notte prima dell'apertura, quindi l'albergo per loro. È stato lanciato questa iniziativa, è la prima volta che nel settore del turismo viene affittata una stanza con appunto la moneta virtuale, utilizzando la moneta virtuale, quindi è stato interessante anche per la stampa. La stampa ha ripreso il comunicato stampa, è stato pubblicato e ovviamente sono state pubblicate anche tipo che è online, si può vedere i prezzi delle suite. I prezzi delle suite per una settimana non sono cari se vengono paragonati, ma sono prezzi abbastanza alti. È un 5 stelle che è appunto appena aperto o che stava per aprire. Ci sono le pagine della tipo Facebook Voglio Venezia a numero chiuso, quella è una fanpage, un gruppo molto molto nutrito che ha preso la notizia che è stata pubblicata dalla Nuova Venezia, l'hanno ripresa e hanno iniziato a lavorare solo su una piccola porzione della notizia, quindi sui prezzi altissimi e sul fatto che nessuno a Venezia avrebbe potuto mai usufruire di questa struttura che non aveva nessuna utilità per la cittadinanza veneziana, i cittadini veneziani, e che quindi sarebbe stato l'ennesimo albergo, mentre noi stavamo lavorando proprio su un concetto del tutto il contrario, perché questo posto doveva diventare, sta diventando per fortuna, perché poi il crisis management l'abbiamo fatto, stiamo lavorando sul fatto che questo posto, che è bellissimo, può diventare un hub per tutti i veneziani. Il bar è aperto, la spa è aperta, i prezzi sono assolutamente contenuti, ci sono degli incentivi per i veneziani, è proprio voluto dal management, appunto questa apertura verso la città. Si sta veramente partecipando all'associazione Piazza San Marco, si sta facendo al FAI, si sta facendo, insomma, lo sforzo c'è veramente per fare qualcosa per la città. Invece in quel momento è stato preso solo una porzione della notizia, è stato passato completamente in secondo piano tutto il resto ed è diventato virale. Noi quello che abbiamo fatto, abbiamo invitato poi insomma, le persone coinvolte a visitare il cantiere, a visitare la struttura, abbiamo cercato di disinnescare proprio queste, perché sono delle vere e proprie bombe che minano il marchio, che vanno veramente a minare il lavoro che si sta facendo, il lavoro positivo che si sta facendo. Un'altra regola, facciamo veloce, è essere concisi e andare sul punto, cioè non scrivete allora ci sono certi che forse abbiamo visto anche la volta scorsa o quello sul corso per il copyright, ci sono certi profili che scrivono post lunghi, come per esempio Raptus and Rose scrive post infiniti, ma perché? Perché le follower, si occupa di moda lei,
un hashtag che usa "e la bellezza ci salverà", quindi lavora tutto nel mondo della bellezza, della poesia, dell'uso di tessuti bellissimi, ha un supporto per donne che appunto hanno una storia di una grave malattia, li supporta questo progetto. Lei scrive dei post infiniti. Silvia Visconti si chiama Rattos and Rose, se volete andare a vedere. Lei può, perché le loro follower la seguono proprio per quello. Lei le ha educate in questo modo, quindi questo conciso prendetelo anche un po' con le pinze, però non siate prolissi, se non è necessario, ma scrivete quello che è necessario. E poi appunto utilizzate il buon senso, perché su internet in internet si comunica con altre persone, quindi in modo assolutamente educato. Facebook, visto che è stato il primo social media, diciamo, il primo mezzo qua che ha sperimentato il nuovo e questa nuova convivenza, ha introdotto, non subito ovviamente, ma quando hanno visto che c'era una necessità, e che si stavano formando proprio queste community, Facebook ha detto ok, allora proviamo a capire come fare per regolamentare questi scambi e questi gruppi, queste community che si stavano formando sempre di più su Facebook. E lo sapete, Facebook in questo momento è la piattaforma per le community, ok? E anche tantissimi brand usano Facebook o usano questa piattaforma per fidelizzare i loro clienti, per incentivare a parlare del brand, per incentivarli proprio a confrontarsi. Non so, sto pensando a Nike. Nike ha delle community molto molto forti, perché incentivano proprio il dialogo tra i loro clienti che usano i loro prodotti, e quindi si scambiano delle opinioni, fanno dei veri e propri dialoghi appunto e scambi in questi gruppi sui prodotti, sulle scarpe da ginnastica, piuttosto che altri marchi proposti appunto della Nike. È uno strumento marketing. Facebook ovviamente vuole che questo dialogo succeda online da loro, perché più persone restano in piattaforma, più i marchi sponsorizzano, ovvie ragioni, quindi loro incentivano. Ma la gestione delle community è molto molto complessa, e quindi bisogna, Facebook ha fatto veramente una cosa assolutamente un lavoro egregio da questo punto di vista, e ha detto ok, allora vediamo un attimo come fare. Qui è Legal for Digital, quindi .it potete andare a vedere appunto anche tutte le indicazioni. Quindi cosa ha fatto Facebook? Facebook ha iniziato a predisporre un posticino dove inserire appunto la netiquette per Facebook. Non sto parlando di tag, ma di tab, ok? Quindi i tag, è chiaro la differenza per tutti. Aspetta che torno un attimo da voi così vi vedo un attimino. La differenza tra tag e tab. Magari mi date un cenno? No, non mi è chiara, grazie. No, Sì. ok, allora andiamo a vedere. No, anche Cristina. Esatto, infatti, perché delle volte anche quando si fanno le cose online poi non ci si capisce più. Allora, i tag sono quando si può con la chiocciolina taggare qualcuno. Se io scrivo chiocciola Manlio Piva, ok? Allora mi si attiva, se Manlio ha un profilo e siamo amici, siamo collegati,
mi si attiva praticamente il... allora, è così. Io scrivo così, ok? O così, tipo, e dovrebbe attivarsi se siamo su Facebook e sto scrivendo un post, oppure tutto semplicemente Manlio Piva, o Piva Manlio a seconda di come si è messo Manlio lì sul suo profilo, ok? E si attiva perché siamo già connessi, ok? E lì abbiamo la possibilità di dire no, nessuno mi può taggare, sì, tutti mi possono taggare, no, devono chiedere autorizzazione, eccetera. Anche questo fa parte appunto del buon senso. Se io continuo a taggare random le persone, a me arrivano 150 richieste di tag, non mi interessa. Cioè, chi condivide i miei valori mi va benissimo, ma chi non magari è nell'orbita, ma non mi riguarda, no. Quindi però non stiamo parlando di questo che voi trovate sotto altro, ok? Lì avete delle impostazioni, andate a vedere, magari controllate anche voi questa cosa. Non stiamo parlando di tag, ma stiamo parlando di tab, di questa cosa qua, ok? Quindi queste tab sono dei bottoncini, okay, o delle categorie che noi possiamo far vedere e mettere in evidenza nelle nostre pagine fanpage o nei nostri gruppi. Ok, e questo è molto importante perché io posso inserire, se vado dalla mia pagina, quindi pagina aziendale, questa è la mia pagina, okay? Questa qua è il mio profilo personale su Facebook, qui i tag non ci sono, invece qui i tab, scusate, qui i tab non ci sono, ma qui invece sì. Questa è la pagina che adesso non è visibile perché siamo in restyling. Questa è la pagina professionale, quindi il profilo pubblico aziendale. Ok, pubblico in questo momento non è perché è privato, perché appunto lo stiamo rifacendo. Qui se dalla home, ok, io dalla home, questa è la pagina che si vede, vedete qui siamo in home, ok, andate in altro, qui sotto vi si apre la cosa, c'è scritto modifica le tab, ok, quindi ok, noi possiamo entrare e poi queste tab, eccoci qua, queste sono le sezioni che io vedo attive. Qui Facebook che io vedo attive fuori, quindi mi fa vedere i servizi, mi fa vedere le recensioni, mi fa vedere lo shop se voglio, mi fa vedere le offerte. Questo riguarda sempre le pagine aziendali, modelli e tab. Siete qua, tanto poi vi arrivano le vostre slide, quindi potete anche tranquillamente tracciare di nuovo questo percorso. Lì ho la possibilità di inserire un'altra, no, qui non c'è, mi sembrava una chat, ok, di inserire in una di queste tab che Facebook ha predisposto una netiquette, oppure in modo ancora più semplice io posso, se non voglio usare la tab, inserire queste regole nel posto eccola qua, al posto delle informazioni. Ok? Questo è la stessa cosa, i tab sono qui, ok? Potrei avere la netiquette qui oppure direttamente mettendolo in evidenza qui nelle informazioni. Qua vi ho portato un esempio in Ninja Marketing. Io sono iscritta al gruppo di Ninja Marketing e vedete che questo riguarda proprio è molto molto sentito per i gruppi.
necessità di scrivere in modo molto molto chiaro le regole che, scusate il gioco di parole, regolamentano la convivenza in questo gruppo, perché questo gruppo, guardate un po', è formato da 18.000 membri, quindi capiamo bene che c'è bisogno di regolamentare il traffico un attimino. Andiamo giù. Questo quindi è quello che si vede quando si clicca, ok, sulla pagina, la prima pagina del gruppo. Queste sono le informazioni del gruppo e loro lo mettono in evidenza. Quindi iniziano con cosa? Il Ninja Marketing Dojo è l'unico e solo gruppo di ninja marketing. Dei ninja del marketing. Questo gruppo è una palestra, un ritrovo e un palcoscenico che nasce per... E poi qui clicco altro, ok? E mi finisce palcoscenico che nasce per raccogliere i lettori di ninja.it, i guerrieri di Ninja Academy e tutti i professionisti del marketing, imprenditori nomadi digitali in cerca di aggiornamento continuo e confronto quotidiano sul mondo della comunicazione e non solo. Ok, io avrei qualche dubbio su questo e non solo, non so se veramente era necessario o meno, perché qua si limitava e si circoscriveva molto molto bene che cos'è questo gruppo. Secondo punto, lo spirito del gruppo è amichevole, partecipativo e costruttivo. Questo è uno spazio di condivisione, un luogo dove trovare risposte, offrire spunti e condividere esperienze. Ok? Quindi loro in questo ambito, quindi informazioni su questo gruppo, mettono giù subito che cos'è il gruppo, l'obiettivo del gruppo e sicuramente qui mettono già in evidenza qual è lo spirito del gruppo, il mood del gruppo. Quindi qui i troll non sono tanto ammessi e tanto amati. Il confronto è un luogo dove trovare risposte, quindi i termini, ecco che torniamo Cristina al manifesto. Le parole che usiamo qui è per costruire ponti. Noi siamo qui per uno scambio attivo, ma non siamo qui per appunto per dire io ho ragione rispetto a ciò che dici tu. È uno scambio, offrire spunti, condividere esperienze. E poi qui segue effettivamente l'elenco di cosa fare e cosa non fare in questo gruppo. Quindi che cosa si può condividere? Strategie di marketing, nuove feature, case studies, campagne creative, guide, ricerche di studi, tool, ma anche cultura, etica, valori aziendali, nomadismo digitale, Ninja Kids and Family, come cambiare il mondo, bla bla. Quindi lo mettono già anche in modo molto molto simpatico, ma okay, ci dicono benissimo cosa condividere, ok? Il post perfetto contiene, ok? Indicazione dell'argomento tra parentesi quadre, ok? Social media tool, che così è come se avessimo l'oggetto, e questo riprende una delle netiquette, delle regole della netiquette in rete, facciamoci capire subito di cosa si tratta, non facciamo perdere tempo alle persone. La descrizione contenente una riflessione, uno spunto, una domanda, un link di approfondimento, ma solo se è necessario. Ok, anche qui non siamo, una delle regole della netiquette appunto, siamo prolissi, diciamo quello che serve, ma non parliamoci addosso. Ci riserviamo il diritto di non approvare i link condivisi solo a scopo promozionale senza un commento che lo giustifichi. Ecco, quindi stanno mettendo in chiaro qui su questa pagina, in questa netiquette, che se tu sei lì solo
per uno scopo promozionale, cioè per promuovere ciò che sai fare, i tuoi servizi, allora non va bene, anche perché l'hanno dichiarato subito qua. Ho detto un luogo dove trovare risposte, offrire spunti e condividere esperienze, ma non è un luogo di vendita, non è un marketplace, ok? Lo dicono. No, ci riserviamo il diritto di non approvare, quindi qua ci dicono subito tutti i vostri post vengono presi in esame e approvati o non approvati se qui appunto non rispondono a questi criteri. Link condivisi solo per ottenere visibilità. Qualsiasi contenuto, post o commento violento contenente parolacce, offese, argomenti off topic o offensivi. Off topic sono quelli tanto per scrivere qualcosa. Nessuno è in questo gruppo tanto per. Ok? Vorremmo vedere, e questo lo rimettono di nuovo in positivo, critiche costruttive, non cattive, risposta serena alle critiche, richieste di informazioni strutturate. Ok? Quindi qui loro prendono, e Cristina qui vedi proprio applicata le parole, il manifesto delle parole, declinato, no? In questa netiquette, cioè trovi sempre questo spunto, una delle regole della netiquette che spuntano. Poi un'altra cosa, prima di condividere qualcosa nei gruppi, queste 3 domande. È on topic, quindi riguarda l'argomento, lo sto condividendo per gli altri o solo per me stesso? Perché noi, se siamo in un gruppo dove condividiamo esperienze, dove diamo spunti, cioè non è che scriva per me, io scrivo per gli altri, ok? È già stato condiviso nel gruppo, vado un attimo a vedere. Non devo essere l'ennesima persona che pubblica un qualcosa che poi non ha effettivamente senso. Per garantire la migliore esperienza possibile a tutti i componenti del gruppo, ogni membro e ogni contributo è sottoposto ad approvazione dei moderatori. Qua lo dicono. Quindi un membro che viola la netiquette del gruppo dovrà subire le conseguenze stabilite dai moderatori. E dopo andiamo a vedere quali sono i poteri dei moderatori, dall'ammonimento al ban definitivo. Cioè, se noi mettiamo in chiaro le regole del gioco e come vogliamo giocare insieme, dopo anche le proteste sono assolutamente superflue. Ok? Per proporre collaborazioni, eventi o buoni sconto, se proprio dovete, per la community, scrivete a questa persona. Quindi danno ad Alessandra Zarzana. Danno la possibilità, se io ho qualcosa di interessante, che può essere stimolante per un evento, per esempio, o una collaborazione o che sto avviando e potrebbe essere da stimolo per qualcuno, mi dice ok, fermala, magari non corrisponde qui, ok? Perché non vogliamo qui innescare una pagina promozionale o marketplace, ma se hai qualcosa di interessante noi non ti blocchiamo, ti diamo la possibilità di incanalarlo verso appunto la persona di riferimento che poi ne farà un altro uso, probabilmente lo mettono su tutta un'altra piattaforma. Se hai domande, dubbi o perplessità, chiedi all'admin, ok? Quindi chiedi, scrivi all'amministratore, c'è l'admin, è lì per te, ok? Quindi questo è per dare l'esperienza positiva e per rendere l'esperienza in questo gruppo di 18.000 e passa membri positiva, veramente costruttiva. Quindi loro hanno deciso che quelle regole sono assolutamente in vista qui, ok? Le lasciano nelle informazioni che così ogni nuovo membro entra e le vede immediatamente. Questa è la condivisione delle regole ed è molto molto importante che appunto queste informazioni siano condivise e visibili da ogni membro del gruppo.
arriviamo un attimo al moderatore del gruppo. Il moderatore del gruppo, che appunto è all'interno, adesso abbiamo un esempio concreto qua di Ninja, questo è un gruppo al quale ci si può iscrivere se si chiede l'ammissione, quindi bisogna chiedere al gruppo e anche motivare la richiesta, quindi far capire la tua motivazione perché ti vuoi iscrivere a questo gruppo o perché avete fatto con i ninja un percorso appunto di formazione oppure liberamente perché ti interessi ai temi del marketing, eccetera, o della comunicazione digitale o altro, insomma, però loro chiedono una motivazione. Allora, torno un attimo da voi e se avete voglia, magari giusto due minuti, cosa ne pensate di questa netiquette dei ninja? Se volete attivare i microfoni, tranquilli, insomma. Come vi sembra? Per me è corretta, cioè perché è un gruppo numeroso e quindi vanno fatte delle regole abbastanza precise, insomma, Sì. perché se no non si riesce a gestire, giustamente. Esatto. Alessandra, le sembrano che possano togliere qualcosa alla creatività dei membri del gruppo? No, non No. credo. No, Mm. no, sono corrette. Mm. Sì, io entrerei tranquillamente, cioè non Anche, vedo. ecco, esatto. Lei, grazie per questo assist. È anche tranquillo, no? Sì, sì, ti dà una sicurezza che almeno dentro lì non trovi di tutto, voglio dire, ci sono delle regole, quindi mi piace. Cioè io personalmente preferisco appunto, guardo sempre appunto nelle informazioni cosa c'è quando devo entrare Mm-hmm. in un gruppo o una pagina di qualcuno, la prima cosa proprio guardo le informazioni, sia Esatto. per capire chi è, se hanno un sito o qualcosa che si può capire meglio, e poi le regole che offrono, che mettono a disposizione lì per tutti, insomma. Sì, esatto, esattamente, proprio dà anche tranquillità e secondo me denota anche una certa serietà di chi apre quel gruppo, di chi gestisce quel gruppo, perché lo rende un posto sicuro, lo rende un posto serio e che soprattutto quello che dichiarano qui, insomma, lo vedi poi anche applicato, perché alle persone non viene nemmeno in mente di poi alzare la voce, iniziare a sbraitare, iniziare a dire cose che non sono pertinenti, anche perché insomma, non ti hanno minacciato, ma ti hanno detto come ti devi comportare, quindi, però hanno anche condiviso velocemente il fatto che se non corrisponde, insomma, possiamo anche bannarti. Cristina dice, da che apro, regole piuttosto specifiche, ma forse potrebbero allontanare le persone, anche se alla fine c'è la mail della persona a cui indirizzare. Esatto. Certo, per quello io ho fatto la domanda. Alessandra dice no, a me lo rende anche un posto sicuro, mentre Cristina dice forse, sì, effettivamente, dipende anche già dal tono di voce, dal tono of voice che voi usate per la vostra netiquette, perché se la vostra netiquette diventa un qualcosa di tu non puoi, tu non puoi, tu non puoi questo, tu non puoi quello, è chiaro che le persone potrebbero anche dire, senti, cioè, già ci troviamo qui, poi questo è un gruppo, quello dei ninja che abbiamo visto, è un gruppo che si trova per discutere dei temi che sono molto, molto chiari, sono messi in evidenza. Altri gruppi magari se discutono di filosofia piuttosto che di qualcos'altro, cioè magari hanno altre esigenze, potrebbero anche decidere di non voler sottostare troppo. Però diciamo che dipende molto in primis anche dal
dal tono di voce che usiamo per la nostra netiquette. Voi avete mai redatta una? Tantissime! Perché purtroppo sì, io sono una di quelle che mette le regole Sì. dappertutto, perché se no non riesce a Ok. gestire tanta gente. Ho fatto anche il moderatore Ok. per diverse associazioni e pagine, e quindi purtroppo solo una chat su WhatsApp ho preferito uscire io, perché non riuscivo, neanche mettendo le etichette, non Non si riuscivo. riusciva. Io poi ho una slide dedicata anche a WhatsApp, perché lì è... Purtroppo WhatsApp. lì mi è dispiaciuto tantissimo, anche perché era quella della mia classe, la classe mia della mia zona, diciamo, e eravamo diventati un centinaio quasi, ma si era girata un po' nell'argomento politica, e non era quello l'argomento. Io ho dovuto mettere delle regole, ho detto per favore non mettete niente che riguardi la politica. È una chat della nostra classe, siamo amici, ci conosciamo la maggior parte, quindi parliamo d'altro, no? Niente, non se ne veniva fuori, ho preferito uscire io, sono dovuta uscire. Niente, lì no, proprio mi è dispiaciuto tantissimo, perché veramente... Immagino. Certo. Sì, anche perché poi quando si arriva a questo, no, è un argomento, ma nonostante lei aveva messa in chiaro che lì non Sì, si poteva. sì, avevo messo in chiaro. Ancora continuavano, c'erano 2 o 3 elementi, continuavano. Poi con l'appoggio di altri andavano avanti. È un po' il buonsenso, no, di cui parlavamo, poi a un certo punto anche il silenzio Sì. e la fuga, diciamo, dei più intelligenti alla fine. Se un gruppo che parla di politica va benissimo, ma Sì, se è altro, esatto, se è altro. esatto. Sì. Esatto. Purtroppo quella è l'unica che mi è dispiaciuta, proprio perché, insomma, Mm. essendo amici, conoscenti, qui la maggior parte, quindi dispiace che gli altri non Certo, abbiano capito. certo, Purtroppo logico. non siamo tutti uguali, ci sono sempre delle incomprensioni a volte, no? Chiaro, chiarissimo, chiarissimo, però sì, più, altri strumenti purtroppo non si ha, perché lì cioè, si arriva o al ban, al blocco finale, o si arriva all'abbandono dei gruppi, però è questo, no? Tutti questi tentativi di regolamentare la convivenza, però poi ci sono, ma come possiamo trovare dei soggetti così anche al bar, oppure nelle Sì, nostre dappertutto, sì. associazioni che frequentiamo, anche qui è così. C'è gente che non legge, c'è gente che non ascolta, c'è gente che va avanti. Purtroppo è così, però la netiquette è assolutamente, se voi avete tra le mani una vostra fanpage o un gruppo da moderare, assolutamente da tenere in considerazione, perché altrimenti non si riesce. Quindi Alessandra avrà già seguito. Io adesso sono le 19:10, sì dai, ce la facciamo, torno su questo. Per invece Mario e Cristina potrebbe essere di ispirazione per, se non ne hanno mai fatta una, questa qua dei ninja. Al di là degli argomenti che toccano, però vi sembra una cosa cioè, che potrebbe magari essere un pattern da seguire, un modello da seguire? Vediamo se ci sentono. No, forse no. No, andiamo avanti. Qua. Allora, condividiamo. Il moderatore, facciamo 2 parole veramente, poi Alessandra qui ha detto che lei ha già fatto. Il moderatore è veramente in una posizione stupenda, perché può tirare le fila, può far sì che
un gruppo sia veramente di scambio, sia attivo, sia costruttivo, ne escano di idee, ne escano di spunti, però è anche molto una persona che anche c'è richiesto anche da parte sua di seguire queste poche, sono 5 alla fine, che sono state appunto messe giù qui. Prima di rispondere ad un commento, decidere se rimuovere un post, deve prevedere, se è previsto la rimozione del post, attenzione, deve prevedere quale sarà la reazione da parte degli utenti, tutti quelli che sono nel gruppo, che possono essere poche decine come migliaia, ognuno con un proprio background. Quindi conoscere il gruppo, conoscere bene con chi ha a che fare. E prima di di intraprendere qualsiasi mossa, appunto di dire io ti tolgo i post, qui è sempre bene quando si dovrebbe passare alla rimozione di un post o alla rimozione di un commento, di avvisare prima, di modo che scatti quella piccola frase, no? Attenzione, stiamo sfiorando il no go perché la Netiquette ci ha messo i paletti, per favore andate a rivederla, lì ci sono scritte, condivise tutte le nostre regole, quindi andate a vedere la Netiquette perché qua stiamo sfiorando il confine, ok? Quindi un'altra volta questo, cioè un passo in più, ecco, e la scatto veramente, non fatelo perché siamo costretti, appunto nel rispetto della nostra Netiquette, di rimuovere il vostro post o di rimuovere i vostri commenti, ok? Quindi l'avviso è sempre bene. C'è qualcosa in chat, vediamo. Ci sono 2 nuovi messaggi, sì, con eventuali modifiche, certamente Cristina, come viene nominato il moderatore e da chi? Beh, il moderatore è quello che viene indicato praticamente quando si apre un gruppo su Facebook, lì si danno i poteri alle persone, quindi c'è l'amministratore, c'è il moderatore che ha certi, che poi andiamo a vedere, che ha certi poteri, che andiamo a vedere insomma che cosa può fare il moderatore, di modo da appunto facilitare il traffico. Quindi il moderatore è una di queste cose all'interno appunto dei gruppi dove appunto viene nominato dall'amministratore, tu sei moderatore, viene preso un profilo, perché bisogna per fare questo sempre avere dei profili personali, perché Facebook, anche per fare le sponsorizzate per esempio, no? Avete bisogno di un vostro profilo per aprire il Facebook Manager, il Business Manager per esempio, il Creator Studio, avete bisogno di avere un vostro profilo personale, perché Facebook lavora a partire su queste piattaforme, a partire dai vostri profili personali e deve essere non un profilo fake, ok? Cioè non può essere creato e poi abbandonato o mai più utilizzato, deve essere un profilo attivo. Questo è anche molto, molto importante perché anche Facebook punta sulle persone. Facebook punta sull'avere persone fisiche, vere, reali dietro, non alimentare appunto questa cultura del tanto mi creo un profilo fake e vado a vedere che cosa fa la gente, ma non lo utilizzo mai, lo lascio lì, lo utilizzo magari solo per fare certi commenti, no. Il moderatore appunto deve essere un profilo attivo e personale. Ok? Seconda cosa, se ci sono situazioni delicate, sposta le conversazioni in chat. Anche questo è molto importante, dare la possibilità a chi deve assolutamente sfogarsi su certi argomenti
dare la possibilità di spostarsi al di fuori del gruppo e della community. Portatelo su un messenger, portatelo su appunto sulla chat di Facebook. Se è previsto, dategli il numero di telefono e iniziate, perché voi potete, cioè immaginatevi se è un gruppo dove c'è in mezzo un brand, un marchio, se le persone iniziano a sfogarsi su un prodotto o su un servizio, che cosa può succedere con gruppi consistenti. Dopo vediamo anche con alcuni casi concreti. Quindi spostate la conversazione, se sono conversazioni delicate, spostatele fuori sulla chat, ok? Non condividete mai dati personali per risolvere un problema riscontrato tipo sulla customer care, no? Non mettete, cioè il moderatore deve vigilare affinché non vengano mai condivisi non so, numeri di telefono, codice fiscale e altri dati sensibili nei gruppi, quindi anche là deve essere molto molto vigile, se qui soprattutto se si tratta di pagine di brand. Rispondere sempre ai commenti, soprattutto quando sono domande. Esserci, metterci la faccia e risolvere delle domande con delle risposte attive, proattive, dando una soluzione, appunto esserci, perché queste persone nei gruppi hanno bisogno, hanno voglia e sono entrati nel gruppo e sono stati anche chiamati nel gruppo per appunto conversare, per dialogare, per stare insieme. Quindi anche qui il moderatore ci deve essere, il moderatore deve essere presente, deve rispondere ai commenti e utilizzare, qua siamo sempre nel moderatore di un brand, ok? Quindi messo lì dall'azienda per moderare il gruppo di queste fan page, il tone of voice del brand. Questo che cosa vuol dire? Che tu non puoi, se mettiamo una banca apre un gruppo no, dove invita le persone a scambiarsi delle idee, a stare insieme, a parlare anche del brand, se il moderatore poi nei suoi interventi deve assolutamente parlare con il tone of voice del brand, quindi sposare, non è lui che parla, non è il moderatore che parla, ma è il brand che parla, quindi il marchio che parla ai suoi fan, il marchio che parla al suo gruppo, il marchio che parla alla sua fanpage. Questo è molto importante, che non succeda che non escano opinioni personali del moderatore. Il moderatore parla a nome del brand, a nome appunto della banca. Ok? Qui andiamo giù un attimo, se no abbiamo poco tempo anche, quindi siamo qua. Cosa può fare? Deve far rispettare appunto la netiquette. E come fa? Lui ha Facebook può andare per grado. Quando un commento non è in linea, lui può eliminare il commento, nascondere il commento, eliminare il commento e rimuovere il membro con un'unica azione o silenziare il membro. Ecco, questi sono i pieni poteri appunto che ha il moderatore, e a discrezione sua appunto modera utilizzando queste leve. Alessandra, le è successo nei suoi gruppi di dover eliminare, nascondere, rimuovere membri? No. No. No.
Per Ma hai fortuna fatto... Mm, no, ma io non personalmente, ma qualcun altro al posto mio l'ha fatto perché io non ero d'accordo, perché poi sì, in qualche pagina, ok, io mettevo dei post, però l'amministratore ha preferito rimuovere qualche post che non gli piaceva, non che avevo fatto io, non nel post, scusa, qualche commento che era bene. stato fatto, Mhm. perché sì, non rispettava dei canoni sui personali, insomma, cioè, Mm. a parer mio non era necessario perché non era né volgare, era solo contrario a certe cose che ci sta, cioè non tutti siamo sempre d'accordo, era anche abbastanza corretto, insomma, nella spiegazione, poteva tranquillamente lasciarlo, perché insomma, anche se si fanno dei post, non tutti, questo era per un'associazione, quindi non c'era la vendita di qualcosa che Mhm. era per un evento e non tutti possono essere d'accordo a partecipare, alcuni hanno preferito commentare e dire che non erano d'accordo con questo evento, ok, ci può stare, insomma, sì. Poteva Certo. benissimo essere lasciato, insomma, sì. Ma io sono Quindi, sempre dell'avviso, no? Che non siamo qui per sentirci sempre dire di sì o per, sì, soprattutto appunto, con perché i sennò gruppi. sembrava troppo bello, quando tutto va bene, cosa a me non piace, ad esempio, cioè ci deve essere sempre qualcosa che non va, no? No, 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 non può infatti, essere come le recensioni, devi scegliere qualcosa da comprare, leggi le recensioni. Io leggo sempre quelle negative, ok, perché le positive sai che tanto leggi le negative, fai un su e su e poi decidi se prenderlo o no, però esatto. capisci anche quando sono quelle magari che sono troppo scritte bene. Preferisco quelle scritte male che almeno sono più impulsivi perché magari non si sono trovati bene con una cosa, allora Ecco, scrivono anche male. lì in quel caso di recensioni negative, per esempio, lì il consiglio che noi diamo sempre, anzi noi facciamo proprio dei programmi di formazione su questo tema, perché appunto stando nel settore del turismo c'è tantissimo bisogno. In caso di recensioni negative, l'importante è esserci. L'importante è che il titolare del ristorante si faccia vedere, prenda in mano quel commento e dia una spiegazione. Il, il fatto del commento negativo di per sé, cioè, può succedere che magari non ti sia piaciuto lo strudel con la panna, ma dipende da come viene detto ovviamente, ma il fatto di magari dare una spiegazione che da noi la cannella viene messa nello strudel perché è una ricetta antica e anche l'uvetta ci sta, da noi viene fatto così e puoi utilizzare quel commento negativo per raccontare qualcosa di te. Il non esserci resta lì e uno che, come Alessandra, no, dice io leggo i commenti negativi, leggo le recensioni negative, ok? Uno mi dice quello strudel, scusate, faceva schifo. Forse lo dice perché non gli piace la cannella. In effetti, sì, può essere. Mm. Ecco, esatto, quindi se noi prendiamo e rovesciamo la situazione, diciamo ok, allora, aspetta, forse non ci siamo semplicemente capiti. Da noi, cioè la cannella è, magari non ha nemmeno specificato, ma io come titolare posso andare lì e dire, guarda, forse non sei abituato a mangiare lo strudel fatto in questo modo. Quindi anche su questo creiamo sempre e comunque le opportunità. L'importante è esserci. Mhm. L'importante è prendere parte attiva e attivamente alla discussione. Perché il fatto di ma a me non mi interessa, abbiamo talmente tante cose da fare, guarda qua, questo qui,
Vi racconto un episodio che è successo in montagna, un ristorante per il quale stiamo facendo la comunicazione a Sappada. Tantissime persone, subito, insomma, prima del nuovo lockdown l'anno scorso, insomma, tantissime persone, capacità del ristorante dimezzato a metà, tantissime persone fuori, hanno iniziato a gestire delle liste di attesa. Le persone che commento negativissimo il lunedì mattina di una persona che appunto dice di essere stata lì, che non è stata assolutamente gestito bene, anzi gestiscono tutto male perché poi diventa generico, non hanno rispettato i tempi di attesa, anzi lei non è stata assolutamente rispettata, insomma tutto uno sfogo sulla incapacità di questo ristorante di gestire i flussi e tutto quanto. Il titolare era assolutamente furibondo per questa recensione, noi però, e fa io non rispondo a queste persone perché, e mi sono fatta raccontare che cosa era successo. Le persone che erano lì in attesa, okay, questa persona era in lista d'attesa, l'aveva messo, gli avevano dato 10 minuti di attesa, la persona si è allontanata. Mi hanno detto che sono andata a cercarla perché era lì, sono andata a cercarla, lei era andata a farsi 4 passi, quindi è uscita dalla cosa, quando è arrivata 20 minuti dopo, 25 minuti dopo, il posto non c'era più, anche perché questi ristoranti stanno lavorando a capacità assolutamente limitate. Quindi abbiamo cercato di dare una spiegazione senza accusare, ovviamente, con un linguaggio molto molto moderato. Le abbiamo fatto capire che insomma, e poi lei è andata, quando finalmente ci siamo seduti, poi il mangiare faceva schifo. Ecco, quindi abbiamo preso in toto questo commento, l'abbiamo comunque ringraziata perché poteva essere per noi una possibilità, per il ristorante una possibilità per migliorare, stare più attenti, però abbiamo dato le spiegazioni, cioè non la trovavamo, lei non c'era e ci dispiace tantissimo. Poi ha fatto un'altra attesa di altri 20 minuti, però insomma alla fine c'era questo disguido, ma era colpa sua, era palese, e per il mangiare appunto dopo l'abbiamo girato e gli abbiamo detto che insomma da noi le ricette funzionavano in un certo modo e che quindi era assolutamente, se era in zona, era la benvenuta. Anche noi speravamo in tempi migliori e dopo siamo riusciti tranquillamente anche a smorzare i toni e alla fine ci siamo lasciati abbastanza bene, diciamo. Però l'importante è esserci. L'importante è esserci. La netiquette su WhatsApp, anche lì netiquette, cioè perché la netiquette su WhatsApp? WhatsApp necessita, perché lì siamo molto molto vicini. Il WhatsApp ce lo portiamo proprio, questa chat ce la portiamo ovunque, perché è proprio con noi. Facebook è un po' più macchinoso se vogliamo vedere i commenti, le cose, possiamo anche impostare le notifiche, però insomma se vogliamo proprio, WhatsApp è sempre attivo, è sempre lì, su WhatsApp abbiamo qualunque cosa, ok? Quindi anche qui attenzione a come, a quali sono i rischi appunto di WhatsApp. Cosa si può fare? Utilizzare un tono di voce, espressioni non appropriati? No, non esiste, bisogna dirlo. Di politica, appunto, come ci diceva Alessandra, no, di politica in questo gruppo non ne parliamo. Non mandate messaggi a degli orari improponibili. Non è questo il posto, non sei, magari ci conosciamo, cioè
le mamme o i papà dei gruppi appunto WhatsApp delle scuole, cioè che si sfoghino alle 11 di sera, non ha senso, può aspettare tranquillamente anche alle 8 del mattino dopo. Orario di lavoro, un altro tema, non puoi mandarmi WhatsApp a qualunque ora del giorno, perché se sono al lavoro o se sono impegnata, cioè cerchiamo comunque di limitare anche lì quell'impatto che può avere sul nostro day by day. È richiesto il rispetto. È non perché questo mezzo è un mezzo appunto digitale, si può fare qualunque cosa. Non si può. Non si può. Allora, andiamo un attimo a vedere che cosa succede, appunto stiamo parlando di boomerang, se scatta una crisi online, ok? Ci sono fondamentalmente, quando siamo di fronte a una crisi, cosa può succedere? Che si scatenano i nostri follower online e iniziano a dire cose che sembrano fuori dal controllo nostro, ok? Iniziano. Noi dobbiamo intanto iniziare a capire quali sono le cause, cosa ha scatenato questa crisi, che cosa è stato la frase, il prodotto, un servizio, un qualcosa che qualcuno della nostra organizzazione ha fatto o ha detto, cosa è stato, ok? E poi appunto andiamo a vedere queste tre fasi che devono essere fasi molto molto forti. Allora, la prima è: l'azienda studia i suoi punti di forza e di debolezza, sa perfettamente quali sono i punti di forza, ma conosce anche molto bene quelli di debolezza, ok? Perché è là dove i competitor andranno poi ad affondare i loro commenti, le loro lame, ed è lì che andranno, perché è un punto appunto di debole dove io sono debole come azienda, andrò il competitor andrà proprio lì a colpirmi, ok? Quando io devo saperli, devo conoscerli e devo proprio cercare di mimetizzarli, di non mimetizzare, non far vedere, ma di renderli chiari a me, ma governabili a me, ok? Perché io quei punti di debolezza devo cercare poi di nel discorso di piena crisi, quindi del secondo, devo proprio saperli trasformare in opportunità. E poi la post-crisi, dove appunto si ripristina di nuovo insomma, le condizioni normali. Allora, che cosa si fa dal punto di vista appunto della conversazione e della comunicazione per salvaguardare la reputazione del brand? Qui c'è qualche consiglio, insomma, che può essere utile tenere in mente. Viva la diplomazia, appunto. Quando voi incontrate qualcuno di molto arrabbiato e che usa con dei toni molto molto alti e molto aggressivi, non polemizzate, cioè cercate di essere neutri, e quello che si diceva del moderatore, respirate, ok? Voi parlate a nome dell'azienda, quindi cercate comunque sempre, cioè di parlare come azienda e non di persona, appunto di profilo personale. Nessuno vi attacca sul profilo personale. C'è stato un manco in un prodotto, c'è stato un problema con un prodotto, un problema con un servizio, bene, è l'azienda che risponde, siete voi che rispondete al nome dell'azienda, quindi tanta diplomazia, via quell'empatia alla grande,
capire il cosa ha fatto scatenare questa crisi, che cos'è successo, indagare, fare domande, stare lì ad ascoltare e anche far vedere che si è dispiaciuti, che insomma non stiamo ancora indagando, ma ci dispiace se tu ti sei sentito così, e si può dire, perché ci mettiamo allo stesso livello e magari riusciamo anche a togliere un po' di questo tono così alto, così aggressivo. Rispondi sempre. Bisogna sempre stare là a chiarire le cause, a chiarire le domande, e una domanda fatta bene può veramente far piacere anche alla persona più arrabbiata. Lascia più recapiti, date la possibilità di contattarvi con tutti i mezzi che avete a disposizione, telefono, mail, chat, altre, cioè, però cercate comunque di portarlo, come abbiamo visto anche prima, il confronto via dal gruppo, via dal profilo aziendale. Ammetti i tuoi limiti, certo, perché questa è una cosa molto importante, cioè ammettiamo quando se magari non sapevamo qualcosa, possiamo anche dirlo. È molto, molto meglio ammetterlo piuttosto che far finta che voi siete in grado di gestire qualunque cosa. Se vi è sfuggito qualcosa è meglio dirlo, e poi se è necessario, cioè, bisogna anche saper chiedere scusa. Quello che non si può fare, appunto, qua ci sono tutti i don'ts in un momento di crisi. Non siate arroganti, non si battono i piedi, bisogna essere gentili, bisogna avere la distanza necessaria e mai risultare arroganti, perché quello è proprio il punto di partenza sbagliato nella comunicazione, sempre, comunque, e in termini di crisi ancora di più. Non fate finta che non sia successo nulla, che non sia successo niente, che per noi è tutto business, noi andiamo avanti, chi si è visto, non ci interessa. No, perché non passerà, perché i social media sono democratici, tutti possono parlare là. I social media sono delle piattaforme, quando succede sui social media, dove commenti e avvenimenti possono diventare virali, e quello è fuori dal vostro controllo. Quindi intervenire subito. Una terza regola è: non cancellate commenti, status o tweet, per esempio su Twitter, scomodi. Non si fa. Ci si confronta, si cerca di capire. Appunto, Alessandra ci ha detto, qui è stato bannato qualcuno, o tolto dei commenti che non erano in linea con i commenti dell'amministratore del gruppo, del moderatore del gruppo. No, perché siamo qui anche per un confronto, non è una censura. Okay? Sì, in effetti. È d'accordo, Alessandra? Sì, anche stavo controllando di fatti che stavo seguendo da poco anche la pagina di mio fratello, per dire che ha un'attività commerciale, è un distributore di benzina, perché abbiamo dovuto combattere un po' con Google, perché praticamente lui è subentrato 3 anni fa a questa attività, e il vecchio gestore aveva già aperto un profilo per questo, e niente, non riuscivamo a rispondere ai commenti. Abbiamo dovuto eliminare, ma con grande fatica attraverso Google, il commerciale, più che altro. Abbiamo dovuto contattarlo diverse volte e non è facile eliminare una vecchia attività, essendo il vecchio proprietario deceduto.
perché doveva dare lui il consenso per il passaggio di proprietà, diciamo, che c'è stato. Ma era deceduto, cioè mi hanno detto, "Oh, come facciamo?" Che fa? E niente, solo quest'anno, dopo 3 anni, solo quest'anno siamo riusciti a finalmente. Quanti? 3 anni, Alessandra? Sì, non da subito, però ho seguito sta cosa. Dall'anno scorso mi diceva, ma guarda che continuano a scrivermi nella pagina e io non riesco a rispondere. Ma come non riesci a rispondere? Ho detto, chiedi le credenziali a Google e entra. No, no, perché c'era il vecchio gestore, io non ho l'accesso. L'accesso. Ah, perché sei un Google. Ok, dopo l'abbiamo fatto e ok, adesso sì, ci sono Ok. i commenti, però anche lì lui non segue molto neanche i commenti negativi che ce n'è anche lì, insomma. E bisogna che invece rispondere sempre, giustamente. Dopo se passa 1 anno, passa 2, basta, si può anche lasciar perdere, però quelli recenti, Sì. anche se sono negativi o positivi, è sempre bene rispondere, insomma, perché se no Per i non dà il segno positivi. di presenza, come dicevi tu, bisogna essere Esatto, presenti, anche se è esatto. solo un profilo commerciale business di Google, perché lui non ha voluto la pagina Facebook, Mhm. però devi essere, perché quando cercano qualcosa, cercano e vedono subito. Esatto. Questo. Esatto. Beh, il fatto della Google My Business che viene a tutti gli effetti gestiti come una piattaforma social, cioè dove possono lasciare i commenti, dove possono caricare delle foto, Sì, cioè sì. capiamo bene che è una cosa assolutamente che va gestita. Eh sì, difatti abbiamo fatto Non... fatica perché loro mandano per avere un contatto diretto, diciamo, o un contatto via online con una piattaforma che hanno loro, ma non si riusciva mai a mettersi in contatto visivamente perché ti fanno una specie di colloquio Sì. online, diciamo, per capire se sei veramente tu il proprietario di questa attività. E Mm. allora davano l'alternativa, era un contatto con un codice che loro mandavano via cartolina, via posta. Ah sì, le poste qua in Italia, buonanotte. Per dire, è arrivata dopo 3-4 mesi, continuavamo a mandare mail e dire, ma non arriva nessuna cartolina, nessun codice via posta, perché vogliono vedere se effettivamente sei Effettivamente, lì. certo. Lo mandano nel luogo dove risiede l'attività, giustamente, perché se no chiunque può richiedere le credenziali. Va E anche anche bene, nel lì, senso ci sentiamo anche un po' tutelati, no, da sì, però questo. la posta italiana sappiamo tutti che è andata persa sta cartolina, poi la seconda è andata persa anche la seconda, la terza finalmente è arrivata e ormai avevamo chiuso il profilo, basta, lo cancelliamo, lo chiudiamo. Sì. Anche io con il mio profilo personale facevo la segnalazione, perché si può segnalare anche con altri profili, dicevo segnalatelo quel profilo perché non è più così. Poi la vecchia attività aveva prodotti diversi, per dire, distributori di benzina facevano anche, distribuivano GPL e metano. E la gente che veniva da fuori venivano lì perché online vedevano che forniva anche, Certo. invece no, il nuovo fornitore non ha più e dispiaceva perché i clienti venivano, ma come? Io guardo in internet e Google mi dice che, ma Google, buonanotte, gli dicevo io, no, non si riesce a cancellare. Google buonanotte, però se io vado a metano, cioè, o a E GPL, poi cioè, scrivevano recensioni negative, ma come ho fatto certo. 20 chilometri per arrivare là per fare rifornimento a GPL, quello non a GPL, non ce l'abbiamo più. Lo so. Perché? Perché Quello, per lo SMOT che abbiamo visto, noi andiamo a cercare online, sì, noi andiamo a vedere se abbiamo un problema, la prima cosa che facciamo, sì, prendiamo questo e andiamo a vedere, è sì, questo che facciamo. sì. Quindi per forza che poi se riscontriamo tutto a posto, orari di apertura. Sì, anche quelli erano tutti sballati e quindi faceva orario continuato. Sì, mio fratello non fa orario continuato e Esatto. quindi poi Beh, c'è un orario invernale, orario estivo e quindi anche lì dovevamo fare le modine, non si riusciva. E la gente, ma come? il giorno di riposo per Sì, la sì, ristorazione.
gente fuori così sì. dal ristorante. Sì, Mm. sì, Purtroppo effettivamente. è un disagio anche quello e vabbè, poi siamo riusciti a risolvere, però con fatica. Anche Google, il customer care, non so come funzioni, ma indubbiamente avranno migliaia di persone da gestire, però a un dato Sì, sì. momento devi anche attivare queste cose. Assolutamente sì. L'unica cosa poi che non siamo riusciti a cancellare neanche nel nuovo profilo, perché loro lo davano in automatico, praticamente questo era appunto un distributore di benzina appoggiato a un fornitore e in automatico inseriva il link per collegarsi alla pagina ufficiale, diciamo, del fornitore. E non so perché inserivano in automatico anche il numero verde, che però la gente, cioè, No, crea confusione poi questa no, cosa, non ha no? bisogno di un numero verde se per caso, non so, il distributore non ha funzionato, ha bisogno di capire gli orari o altre cose. Cosa chiama il numero verde dell'ENI? Perché questo era dell'ENI, ok? Non esiste, anche a me se dovesse succedere, cioè per dire vado al distributore, non funziona qualcosa, ci deve essere un recapito. Guardi in internet, magari c'è un recapito e c'era il numero verde, basta, non riuscivamo a inserire il cellulare o il numero dell'ufficio, insomma. Anche lì dopo altre problematiche, perché anche lì dopo aver ottenuto non è stato facile fare delle modifiche, insomma, a questo profilo business. Assolutamente, no, ma sono cose che però poi sono impattanti sull'end user, no? Su di me, che appunto non trovo i numeri corretti, non trovo i tempi gli orari di apertura, non trovo cioè, siccome ho bisogno di queste informazioni, cioè bisogna che noi, e poi scattano i commenti negativi. Esatto, sì, perché Che si giustamente sfogano sotto, magari trovano un altro profilo, perché poteva succedere che magari o lì sotto a Google My Business o su una qualsiasi altra piattaforma dove vi trovavano si sì, perché poi scatenavano. difatti il vecchio proprietario si era registrato su un'altra decina di piattaforme sì, anche lì abbiamo dovuto toglierle tutte perché appunto anche lì inserito il numero di telefono sbagliato, gli orari sbagliati, i prodotti sbagliati di vendita e quindi dovevi cancellarlo. Assolutamente. Non è stato facile anche lì. No, bisogna fare proprio pulizia Ma di però tutto questo l'environment. è un bagaglio d'esperienza che so che se devo aprire per qualcuno so già come comportarmi perché Certo. giustamente negli sbagli anche poi si impara, No, no? chiaro, E chiarissimo. fin dall'inizio è meglio mettere o rimanere laschi, diciamo, su tutti gli orari o su tutti i giorni che puoi essere disponibile, oppure fissare già dei paletti anche qui, sia per un recapito telefonico oppure metterne diversi che almeno c'è più scelta anche per il cliente. Esatto. Perché metterne uno solo e poi un numero verde, dico io, è troppo generico, a meno che non sia una multinazionale ma se è sì. Lavorano, ma qua stiamo parlando di una business locale che risponde appunto a cioè è molto circoscritto, insomma, non è che ti chiamano da Dubai per questa cosa. Esatto, sì, cioè anche i locali, per dire, si vede subito se mettono dovessero mettere un numero verde, cioè un locale che mette un numero verde. Cioè, lo chiami. Appunto, non è utile, no? Non mi contribuisce. Se sono operatori telefonici, compagnie energetiche, che ne so, grosse compagnie, ok, ma privati va meglio, insomma, anche altri sistemi per cui avere una risposta immediata, tipo inserire Messenger o altri social più diretti, WhatsApp o Telegram, quello che può essere, insomma. E quindi dare sempre la disponibilità al cliente, quello sì, cioè essenziale, anche online. Ma online e attiva però,
perché sì. non è inutile come dice, no, essere su 1000 piattaforme, nessuna di queste contiene delle informazioni corrette o fruibili. Quindi abbiamo 10 minuti a proposito di crisis management. Vorrei, che forse lo conoscete già, condividere con voi questo caso appunto di cosa ha portato questa cosa a A Barilla. non mangiare più pasta Barilla. Io non la mangio più, basta. Basta, dopo No. questa cosa. Sì, dopo da quell'anno lì basta. Dopo questa cosa, esatto, esattamente. È successo. E Purtroppo avete anche visto come l'hanno gestita, probabilmente Alessandra ha anche visto che cosa è successo, boicotta Barilla, insomma, per chi magari non è così dentro, Guido Barilla ha fatto questa uscita ed è del 2013 e viene tuttora e fa un giro online pazzesco. È sempre lì qualcuno che è pronto, a discutere, a fare, a ricommentare questa cosa perché è molto molto sentita. Insomma, sapete cosa c'è Barilla è casa, però lui dice abbiamo un concetto differente rispetto alla famiglia gay. Molta attenzione. Gli è uscito così spontaneo, ok? In un'intervista radio, perché gli hanno chiesto quando è che, cioè sarebbe ora e tempo, no? Di essere un po' più inclusivi nella sì. pubblicità, ecco, non siamo proprio sempre, no? Puntiamo, includiamo, la società sta cambiando e lui ha proprio detto così, abbiamo un concetto differente rispetto alla famiglia gay. È successo il finimondo, è uscito un hashtag, boicotta Barilla, sono andati praticamente su tutte le furie i consumatori, non parliamo del mondo LGBT, non parliamo dei clienti, appunto Alessandra dice non la mangio più, dal 2013, sì. Esatto. I competitor, ok? Instant marketing gay friendly. I competitor stanno lì e dicono oh grazie, servito su un piatto d'argento e cominciano a dire che loro sono assolutamente d'accordo con questo nuovo, cioè contrastano questa uscita e cominciano appunto con le loro campagne gay friendly in instant marketing provocato da questa frase. Veramente hanno rischiato il tutto. Lui pubblica un messaggio di scuse sulla fanpage di Facebook perché hanno capito che questo era molto molto grave e fa uscire anche sul canale YouTube un video in cui appare appunto e che si scusa per le offese che ha appunto portato a questa comunità e poi alla fine nominano anche il primo Chief Diversity Officer, quindi parliamone, che appunto si occupa di incoraggiare e supportare la diversità all'interno dell'ambiente di lavoro. Insomma, cioè è grave, molto molto grave. Hanno reagito, ma quello che hanno reagito, non hanno agito, hanno reagito, non si sono accorti che stava succedendo qualcosa di molto molto grave, ma era un punto veramente di debolezza loro. Si erano messi completamente a nudo con questa cosa, hanno dato la possibilità ai competitors di reagire. Io quello che vi volevo far vedere, avete il video, se avete piacere, magari abbiamo 2 minuti di tempo, dura solo veramente un minuto. Vediamo se riusciamo. Vado qua, così ve lo faccio vedere perché è fatto anche un attimino così. Guido si scusa. Ieri mi sono scusato per... Ecco, c'è già la faccia qua. Ok. Eccoci e vi condivido lo schermo
È così. Vedete in che modo poi... Vedete lo schermo condiviso? Sì, 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 tutto nero, ma si vede. Sì, allora andiamo, vediamo. Ieri mi sono scusato per avere colpito la L'audio funziona? Sì, sì, sì. Ok. sensibilità di molte persone in tutto il mondo. Ieri mi sono scusato per avere colpito la sensibilità di molte persone in tutto il mondo. Mi scuso nuovamente. In tutta la mia vita ho sempre rispettato ogni persona che ho incontrato, anche gli omosessuali e le loro famiglie, senza alcuna distinzione. Non ho mai discriminato nessuno. Le tantissime reazioni in tutto il mondo alle mie parole mi hanno colpito e addolorato, perché mi hanno fatto capire che sul dibattito riguardante l'evoluzione della famiglia ho molto da imparare. Nelle prossime settimane mi impegno a incontrare gli esponenti delle associazioni che meglio rappresentano l'evoluzione della famiglia, tra i quali coloro che ho offeso con le mie parole. Eccoci qua. Allora, usciamo un attimo da qua. Come vi sembra questa cosa? Allora, Ecco qua, scusate. Esco. In termini di credibilità del brand e di immagine del brand. Morto tutto, morto tutto. Per me Alessandra ha deciso. è falso, leggeva, non era sincero, io no, niente, basta, cancellato. Cancellato il brand, Sì, via sì, Barilla sì, dalla dispensa, via dalla tavola sì. e così non solo Alessandra. E così non solo Alessandra. In tantissimi hanno reagito così. Perché... Pensa che l'abbiamo fatta togliere anche dalla mensa dell'asilo, siamo riusciti. Perché alla mensa dell'asilo di mio figlio all'epoca davano la Barilla. No, non la voglio più neanche che la mangi mio figlio all'asilo. Ho detto. Purtroppo tante poi erano d'accordo e siamo riuscite. Appunto. Siamo Allora, riusciti a toglierla. questo è quello che può succedere, appunto, perché questo è tornato come un boomerang dal punto di vista, allora qui dal punto di vista del prodotto che è stato eliminato, Alessandra ci dice via anche dall'asilo, non solo dalla mia dispensa personale, ma via anche dall'asilo. Benissimo. Quello che è successo in termini di comunicazione, lo vedete qua. Guardate un attimo le visualizzazioni che ha avuto qua il Barilla Apology, vabbè, caro, 42.000 visualizzazioni. Il Guido che si scusa in italiano che abbiamo appena visto, 37.000. Il meme è qua. Guido Barilla scuse, i fuori onda outtakes, se avete voglia, adesso vi lascio anche andare alle 8 poi. Questo ha fatto 73.000 visualizzazioni. Il doppio. Quasi. Lo conoscete questo meme? È una cosa veramente pazzesca. Quello no. Cristina, vediamo cosa ci dice. Differenza tra regole? No. Dove siamo? C'era un... Mandio, bene, grazie mille. Grazie, arrivederci, è già uscito. Bene, ok. Bene. Questo andatevelo a googlare, tanto dopo alla fine ve lo trovate qua appunto nella slide. È un meme alla fine, ma qui hanno rischiato ancora di più perché ha sottolineato proprio quello che Alessandra diceva, no? Quella falsità, stava leggendo, non veniva dal cuore, non era autentico. Questo non è crisis management, puoi anche nominare 15 di questi C inclusione, ma se alla fine il messaggio non arriva, va bene. Non fa tornare la pasta in asilo. No, neanche a casa. Neanche a casa, esattamente. Quindi questo è molto molto importante, appunto, quando anche facciamo crisis management, che ci rendiamo conto di come lo facciamo e cosa stiamo facendo.
Ecco, è fondamentale. Io vorrei, e googlatevelo perché è troppo da ridere questa cosa, però cioè, analizzandolo dal punto di vista appunto delle dinamiche di comunicazione è veramente aiuto. Allora, qui. Ma dov'è che ce le lasci le slide, scusa? Le mando beh, ve le mandano poi, io le mando alla tutor e poi secondo me vi mandano le slide, no? No, questa No, settimana a della me volta non sono no, arrivate? no, a me no. Ok, allora provo a sentire, magari voi avete lasciato le vostre mail? Sì, credo. Sì, 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 Esatto. sì. No, allora sì. Allora vi Ok, arrivano. Sì, sì, va bene. magari hanno aspettato le due, che finissero le due. Esatto, sì. Sì, sì, sì. Adesso io mando via anche questa, o anzi faccio forse un file unico, che così è anche più comodo per voi. E quindi sì, così ve lo trovate questo. Va bene. Forte. E un'ultima cosa, un consiglio di lettura è Empatia digitale. Questa a me piace moltissimo, Assunta Corbo, e mi piace, lei è una giornalista e lei ha appunto scritto questo libro, Le parole sono di tutti, il contenuto è tuo, Empatia digitale. È molto, molto carino, è uscito nel 2020 e si parla proprio di questo tema, di come il digitale non è lontano dal nostro mondo reale fisico, quindi che dobbiamo veramente stare molto molto attenti e essere molto molto attenti su come usiamo le parole e su cosa possono provocare le parole. Ecco, Bene. qua sono non arrivate neanche a me, ok? Nessun webinar, anche quello prima. Ok, adesso sento la cosa, che cosa succede, perché io le metto a disposizione poi. O Non ho forse guardato, riuscite a vedere. non ho guardato nel sito che hanno, se magari sono là, ma non credo, vero? Che non mettano i video da qualche No, parte, credo, i no? video sicuramente sono là, però, oppure le potete scaricare i video se siete iscritti, probabilmente. Beh, Ok, comunque io sento, poi voi siete in contatto con loro e quindi si può tranquillamente fare. Ok. Bene, allora io interrompo qua, interrompo anche la registrazione, vi ringrazio. grazie a te.